Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Villanova del Senale della Battaglia. Siamo al 30° Memorial Gianluca Lorenzon, Villanova 2022. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Walter Padoin, che è un componente del consiglio dell'associazione Festeggiamenti Villanova. Ben ritrovato Walter, grazie mille di averci invitato. Si riparte alla grande perché è un anniversario importante, 30 anni di questo evento, di questa memoria. Buonasera a tutti, io porto i saluti anche da parte del presidente Monia Meneghin, che per motivi di lavoro non ha potuto essere qua presente stasera a quest'ora, ma arriverà più tardi, spero, per le premiazioni finali di questo evento. È un evento che abbiamo atteso da 3 anni, finalmente siamo riusciti a ripartire. È un evento importante perché quest'anno ricorre il 30° Memorial di Gianluca Lorenzon, un nostro paesano che è venuto a mancare improvvisamente tanti anni fa in un incidente stradale e che i loro coetanei vogliono ricordare appunto con questo torneo di calcio che è giunto appunto alla 30ª edizione. Io ci tengo a sottolineare innanzitutto che grazie a tutti i volontari ci siamo rimessi in moto, perché dopo 2 anni di stop non è stato facile recuperare tutti i nostri volontari. Sono contento perché tra tanti volontari ci sono tantissimi giovani, sebbene Villanova sembra sia una piccola frazione, ma ci sono molti bambini, molti ragazzi, li ho visti molto entusiasti per organizzare e partecipare nelle serate, per organizzare la cucina e tutti gli spazi e quant'altro per rendere piacevole questa location, ecco. Sì, appunto, 30° anniversario di Lorenzon, quindi anche una data importante, ma soprattutto sono davvero contento e anche orgoglioso che il Comitato Festeggiamenti abbia ripreso la propria attività dopo un lungo periodo di Covid che ha rallentato le attività delle associazioni. Quindi desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine e il mio apprezzamento per questo tipo di attività, per questo tipo di iniziative che sicuramente creano aggregazione per il nostro paese, per le nostre comunità, in un clima anche di festa e di spensieratezza di cui abbiamo davvero bisogno. Ringrazio anche l'amministrazione comunale di Senale della Battaglia, rappresentata dal nostro sindaco Mirko Villanova, che continua a sostenerci, ci sostiene anche su iniziative che presenteremo più avanti, e io dico è fondamentale continuare a collaborare con il mondo del volontariato, perché è l'anima del nostro territorio, delle nostre comunità. Walter, parlavamo di eventi futuri, però qui davanti all'entrata c'è un oggetto significativo che ha un grosso valore. Sì, assolutamente, è un oggetto significativo che un nostro volontario ha installato e ha restaurato con grande passione e amore. Si tratta di una panchina rossa posata davanti alla nostra chiesa della Madonna della Salute, giusto per a significare appunto la violenza contro le donne, che oggi è sempre un tema più che mai quotidiano, ed è giusto avere un simbolo sulle nostre piazze che ricordi che le nostre donne sono le nostre madri, sono le nostre mogli, sono anche le nostre figlie e vanno rispettate. Assolutamente, vi aspettiamo tutti, numerosi, innanzitutto questa sera che ci sono le finali, spero arrivi ancora molte persone, molti giovani. Ricordo che domani, domenica, va di scena la quinta edizione del Ballamoia. Ecco, qui ricordo chi 5 anni fa ci ha creduto anche in questo nuovo evento, tutti giovani. E quindi questo è un valore aggiunto per la nostra frazione, per le nostre comunità, senz'altro. La prossima edizione, che arriverà a novembre, sarà la consueta e tradizionale festa della Madonna della Salute.